Gesteco, sostenibilità in circolazione, un impegno del gruppo Luci. Gesteco vi invita all'ascolto di Economai FVG. L'occasione è quella di fare il punto sul sistema fieristico, naturalmente del Friuli Venezia Giulia, ma anche del resto del paese, io vorrei dire del mondo, perché comunque la questione della gestione del sistema fieristico sta attraversando tutte le nazioni sviluppate che hanno sempre utilizzato i convegni e le manifestazioni fieristiche a scopo turistico, commerciale, industriale. Quindi lo scopo di questa chiacchierata è capire cosa fanno gli altri e credo anche interrogarci su cosa possiamo fare meglio noi per entrare in maniera più pragmatica e virtuosa nel sistema delle fiere, posto che con la pandemia abbiamo imparato che tante cose che abbiamo fatto in un certo modo prima non potremmo più farle comunque vada, nemmeno dopo. Quindi c'è un ripensamento da fare, ma poi di questo parleranno i nostri interlocutori. Buonasera a tutti, ringrazio la Camera di Commercio per questa sensibilità che dimostra nei confronti della nostra industria e delle fiere in particolare. E ringrazio veramente tanto voi perché parlare di fiere in questo momento, soprattutto che siamo vicini alla ripartenza, perché il 15 giugno il Quartiere Italia ha finalmente riaperto, in presenza e in sicurezza grazie a rigorosissimi protocolli. Ripartono le manifestazioni fisiche e finalmente le fiere italiane potranno tornare a essere quel motore dell'economia nazionale, quella leva di sviluppo dei territori, che è l'obiettivo stesso con cui sono nate e si sono sviluppate nel corso dei secoli, perché come penso tutti voi sappiate, le fiere più antiche del mondo le abbiamo in Italia. Le fiere sono un grande gigante silenzioso che genera ogni anno 60 miliardi di ricavi per le aziende espositrici e frutta al nostro paese il 50% dell'export. Per le piccole e medie aziende è l'unica possibilità di esportazione. Un'industria che promuove accordi e strette di mani e in questa lunga crisi ha dimostrato di non poter essere sostituita da surrogati di diversa natura. Ora finalmente possiamo ripartire, ma per tornare ai livelli pre-pandemia occorrerà aspettare il 2023 e il 2024. Il Covid in questi lunghi mesi di chiusura ha causato al sistema fieristico nazionale perdite di ricavi per oltre il 75% nel 2020 rispetto al 2019, 2 miliardi. E ingenti saranno anche le perdite nel 2021. Ma non solo. Ha anche mutato probabilmente per sempre i paradigmi strategici e commerciali, accelerando da un lato la digitalizzazione di molti processi, ma dimostrando dall'altro la insostituibilità della partecipazione fisica dell'evento fieristico. Ora, per una vera ripartenza le fiere devono fare certamente tesoro delle competenze e delle abitudini tecnologiche e digitali acquisite in questo anno e mezzo, ma questo da solo non basta. Tanto più per il fatto che i debiti, anche per la necessità di dotarsi di servizi, misure di sicurezza, supporti e infrastrutture digitali adeguati sono tanti. Per tornare a crescere dovranno anche saper mettere in campo nuovi modelli di business e nuove forme di alleanze tra quartieri e manifestazioni, non sarà più come prima. Nel rispetto della regola d'oro di sempre, che è anche il motivo per cui le fiere sono state create, accompagnare la vocazione identitaria dei territori di appartenenza, in modo da svilupparsi in sinergia e non in competizione, per uno sviluppo sostenibile sia economico che sociale. Un dato vi do adesso: considerate che da giugno a Natale partiranno 180 manifestazioni internazionali e 160 nazionali, e la maggioranza di queste comunque saranno ancora un ibrido fra fisico e digitale. Dobbiamo avere fiducia nel governo, che ha ribadito di vedere nelle fiere un potenziale strategico per il Paese. Gli indennizzi sono importanti per le fiere piccole e medie, e sto parlando del Fondo 389 attraverso il MAECI che gestisce la Simest e i fondi del Ministero del Turismo. E per le grandi fiere, e mi riferisco ai nostri 4 campioni, soprattutto Milano, Rimini, Bologna e Verona, non ancora sufficienti, perché ovviamente voi dovete pensare che le perdite sono commisurate rispetto al fatturato, c'è sempre il problema del de minimis europeo. Arriveranno anche per loro non appena la Commissione europea darà il via libera alla delega sugli aiuti di Stato, speriamo entro luglio. Per parte nostra dobbiamo puntare sulle alleanze di sistema e sulla internazionalizzazione delle nostre fiere, direzione sempre più perseguita dalle principali società, che
che puntano a portare all'estero, in particolare in Asia e nelle Americhe, le loro manifestazioni di maggior successo, in partnership con operatori locali o con organizzatori europei. Solo in questo modo il sistema fieristico sarà un asset davvero strategico per lo sviluppo del Paese e salveremo le nostre manifestazioni di eccellenza dalle brame straniere che purtroppo ultimamente stanno crescendo, mantenendo alto il nome dell'Italia nel settore, dove con orgoglio possiamo dire di essere quarti nel mondo e secondi in Europa. Grazie. Non devo dire, molto efficace. Grazie a Pietro Piccinetti, vicepresidente di EIFI, l'Associazione delle Fiere Italiane. Intanto prego Paolo Manfredi di accomodarsi, responsabile delle strategie digitali di Confartigianato Imprese, che credo abbia anche qualcosa da farci vedere. Buongiorno, grazie. Io non mi occupo di fiere, mi occupo di digitalizzazione delle imprese, soprattutto delle imprese medio-piccole, e ho cercato, ringrazio molto chi mi ha invitato, perché è stata anche un'occasione, come dire, di espandere dei ragionamenti che stiamo facendo su che cosa è successo, che cosa sta succedendo alle imprese, cosa è successo durante la pandemia, che cosa sta succedendo dopo la pandemia in questa fase, e come le fiere, come momento essenziale per la vita delle imprese, è stato detto prima dal Presidente Piccinetti, entrano all'interno di un cambiamento straordinario. Un cambiamento che assume, come dire, l'incertezza come dato strutturale. Cioè noi stiamo ragionando di punti di domanda. Noi stiamo ragionando di punti di domanda perché non sappiamo cosa diavolo farà il virus. Adesso non voglio, come dire, portare male, però non lo sappiamo. E non sappiamo, anche se il virus sta buono, non sappiamo come il mercato poi reagirà e come uscirà. E non siamo solo noi che modesti osservatori a non saperlo, non lo sanno osservatori ben meno modesti. Io ho messo qui due articoli che ho trovato tra le centinaia che parlano oggi di incertezza come elemento strutturale. Uno che riguarda il virus, che dice abituiamoci, come dire, a vivere un po' alla giornata perché non sappiamo che cosa succederà, e uno che riguarda l'economia e che dice l'economia si sta muovendo e si sta muovendo anche più velocemente di come immaginavamo si sarebbe mossa. Peccato che si sta muovendo in direzioni che noi non eravamo minimamente in grado di anticipare. Succedono delle cose, stanno succedendo delle cose e noi non siamo pienamente in grado di anticiparli. Rispetto al tema di oggi è che cosa succederà alle fiere dopo la pandemia e che cosa succederà dipende certamente dal modello di offerta delle fiere, ma dipende anche da quello che decideranno di fare le imprese. Per caso sono capitato sull'home page di questo, che è uno dei più grandi gruppi di produttori di macchine agricole, che ha in portfolio una serie di marchi molto interessanti, che ha sparato in home page il gruppo SDF annuncia che non parteciperà alle fiere internazionali del 2021. Il tema non è tanto questo, il tema è che cosa farà il gruppo SDF e tutti gli altri milioni di imprese che sono quelle che danno corpo e senso e finanza alle fiere dopo il 2021. Sicuramente, come dire, non stiamo parlando di qualcosa che è in phasing out. Io, che pure mi occupo di digitale, non sono nemmeno tanto convinto di questa questione del modello ibrido, perché sono andato a vedermi un po' di letteratura, no? Oggi, non sapendo che dire, si dice no, ma il futuro delle fiere sarà una cosa ibrida, che detto così è molto comodo, ma dice anche molto poco, perché se io faccio l'ibrido bisogna capire chi lo fa rispetto a che cosa. Il tema, che è stato un po' anche la ragione di questo invito, era un ragionamento che avevo iniziato a fare sul Salone del Mobile. Che cosa è successo? A un certo punto il sindaco di Milano si è spaventato a morte perché il presidente di Federlegno Arredo si è dimesso perché le aziende non volevano andare al Salone del Mobile. Perché non volevano andare al Salone del Mobile?
Perché buona parte delle più grandi aziende che andavano al Salone del Mobile durante la pandemia sono andate benissimo, hanno fatto un sacco di soldi. E hanno fatto un sacco di soldi risparmiando i soldi delle fiere che hanno messo altrove, essenzialmente nel digitale. Allora il tema del digitale, fra tutte le domande, io farò un intervento di domande, ne ho pochissime di risposte, è quale sarà l'impatto e quanto di quello che noi eravamo abituati ad avere fisicamente sarà sostituito dal digitale. Ve ne siete accorti anche voi, operatori fieristici, perché questa è una slide dell'Associazione Internazionale degli Operatori Fieristici che dice una cosa interessante, cioè che dice che per gli operatori fieristici italiani il digitale è il terzo elemento, anzi è il secondo elemento più problematico. Quale sarà l'impatto del digitale sulle fiere? Il secondo elemento più problematico. Addirittura con una media superiore alla media internazionale di chi ha risposto. Di chi ha risposto alla domanda quali saranno le più grandi issues che riguarderanno il mondo delle fiere. Si capisce perché? Appunto perché ci sono imprese che alcune imprese hanno sofferto durante la pandemia, altre hanno semplicemente spostato i loro investimenti. E oggi il tema è questo. Hanno spostato i loro investimenti. Questa è una ricerca che ha fatto una società di consulenza sempre sulle fiere, intervistando 1000 capi azienda di aziende che investivano molto sulle fiere rispetto al tema fondamentale di che cosa fanno le fiere, cioè la lead generation, la generazione di contatti che poi porteranno alle vendite. E questa chart dice una cosa interessante, cioè dice che nel periodo in cui le fiere non ci sono state, il 50% delle imprese ha molto sofferto, il 31% è andato avanti più o meno allo stesso modo, il 18% è andato a meglio. È andata meglio non perché non è andata alle fiere, ma perché ha accelerato una serie di processi di modernizzazione. Se guardate a quello che dicono le imprese dicono essenzialmente questa cosa, dicono noi abbiamo rinunciato al mattone. Mi ricordo un paio di settimane fa parlavo con un grande imprenditore triveneto della moda e alla domanda come sono cambiati i tuoi comportamenti a causa della pandemia, i tuoi comportamenti aziendali? Lui ha detto, io ho chiuso 3/4 degli showroom che avevo nel mondo, che mi costavano tantissimo. Ho preso buona parte di quel budget e l'ho spostato sul digitale. A me interessa comunicare chi sono comunicare chi sono in digitale nel modo più convincente possibile. Per cui il vero tema oggi è che cosa faranno le imprese, i direttori marketing delle imprese, i CFO e i CEO delle imprese nel momento in cui saranno di fronte alla scelta. Questa è la questione, è la questione diciamo più problematica. Oggi noi non lo sappiamo, ce lo dobbiamo chiedere. Ce lo dobbiamo chiedere perché appunto quante delle funzioni, se è vero che queste sono le 3 funzioni fondamentali della fiera, possono essere digitalizzate e fino a che punto? Chi ha riallocato il budget l'ha riallocato quasi tutto nella virtualizzazione. Faccio presentazioni virtuali, faccio fiere virtuali, potenzio il mio marketing. Quante di queste cose torneranno indietro? Chi ha il 45% dei rispondenti a questa survey che ha riallocato tra il 50 e il 74% del proprio budget per le fiere essenzialmente sul digitale, quanto tornerà indietro? Questo è il tema. È un tema ed è una fonte di grande incertezza, credo anche di non poca
non dico preoccupazione, comunque qualcosa che ci deve far pensare, perché ovviamente le fiere sono un valore, l'indotto delle fiere è uno straordinario valore, per cui di nuovo imprese che con il loro lavoro fanno lavorare altre imprese, e però questo mondo oggi è difficile, come dire, è uscito dagli ingranaggi tradizionali e si fa fatica a rimetterlo dentro, quantomeno si fa fatica a rimetterlo dentro semplicemente perché appunto fra una settimana le fiere ripartono e torna tutto come prima. Non lo sappiamo, non vuol dire che non succederà, non lo sappiamo. Oggi abbiamo dei punti di domanda e oggi soprattutto dobbiamo, come responsabili di azienda, come responsabili di istituzioni complesse, viaggiare sempre con un po' di dubbio sulla spalla e sempre con la necessità di avere almeno un piano B, se non un piano C. Chiamo Lucio Gomiero, chiedo scusa, stavo per chiamare Giovanni da Pozzo, ma lo ascolteremo dopo Lucio Gomiero. Per capire cosa fare sì del sistema regionale, ma ne abbiamo una grande qui alle porte di Udine, abbiamo un colosso sul quale dovremo interrogarci, credo. Sì, buongiorno a tutti. Credo che, infatti è quasi imbarazzante intervenire, no? Adesso andiamo sotto esame perché effettivamente sono stati tratteggiati tutti i punti dalle due relazioni precedenti. Quindi io proverei a fare questo esercizio, banalmente a vedere che cosa stiamo facendo adesso a Fiera di Udine, poi ci sarà l'amico Pugliatti, poi che so che sono collegati anche Aries di Trieste, magari, e cerchiamo di capire un po' che cosa c'è in atto. Allora, noi innanzitutto qui a Fiera, quindi vado dal generale al particolare. Abbiamo diviso questo grande elefante che è la fiera in tre pezzi logici. Quindi le fiere, dirette e indirette, tutto il mondo congressuale dell'ospitalità dei concerti e, terza parte, quello che non ci serve per questi due obiettivi, che parliamo di riconversione. Vado velocemente su questi tre, partendo proprio dall'ultimo. Il tema della riconversione passa attraverso due idee forti. Uno, un campus legato al mondo della formazione. E quindi qui c'è tutto il lavoro che sapete stiamo facendo con le scuole. Quali scuole ci piacerebbero? Le scuole di alta formazione tecnica. Questo è il target. E poi arrivo esattamente a penultima slide proprio del dottor Manfredi. Abbiamo lavorato sul campus con 4 progetti di cantieri, uno è finito, cominciato a marzo, 2 sono in corso, ci sono i cantieri, uno lo stiamo per avviare. Appena abbiamo chiarito con la regione, con il comune, qui c'è l'assessore Franz, chi, come ospitiamo, ho detto più alta formazione e più evoluzione tecnologica sono, meglio è, poi vediamo perché, per chiudere la faccenda delle scuole. La collaborazione con la sanità, forzata dalla pandemia, ha fatto intravedere delle potenzialità di uso diverso anche di almeno di un padiglione. La collaborazione è forte, continua, e quindi si stanno immaginando anche scenari che potrebbero vedere dei servizi ancillari delocalizzati, qualcosa che con la sanità magari c'entra solo fino a un certo punto. Parliamo della sanità, quella ovviamente seria. Qui parliamo di servizi ancillari, come è successo adesso. Abbiamo imparato che si può fare un esame in macchina. Quindi vuol dire che ci possono essere altre cose che si possono fare dove la facilità logistica diventa premiante. Quindi parte dei nostri padiglioni, 1-4 per capirci, dei 10, dall'1 al 4, vanno verso questa direzione di una trasformazione. Quindi questo pezzo corre a sé stante perché abbiamo più funzioni. 2, abbiamo parlato di tutta quella parte che ovviamente è il congressuale, che ripartirà molto lentamente, lo sappiamo, molto sarà con digitale. Dell'ospitalità, noi stiamo facendo un sacco di concorsi, ospitando concorsi, perché abbiamo procedure molto, molto snelle, efficienti, ormai tarate, il team lavora bene, per cui abbiamo un sacco di concorsi. Ma soprattutto stiamo ragionando con gli organizzatori anche di concerti, perché i concerti sono ripartiranno, ma li vogliamo riportare nella città di Udine, una volta c'erano, quindi stiamo ragionando proprio perché stiamo finendo i lavori del padiglione 6, ecco uno dei 2 cantieri in corso, potremmo avere
non più 2.000-2.500 spettatori, ma oltre 4.000 spettatori, o se volete li divideremo in base ai vincoli di distanziamento che ci daranno. Però queste saranno le opportunità. Quindi la soglia critica delle famose 3.000 spettatori viene superata e quindi dà la possibilità agli organizzatori di avere un break even, come si dice, un punto di pareggio per i loro eventi. E ovviamente quindi l'altra riflessione che stiamo facendo è con gli albergatori. Quindi torno sempre, siamo sul particolare, siamo a Udine, con gli albergatori stiamo ragionando per rilanciare l'accoglienza di eventi legati a congressi o a momenti di riflessione che possono essere organizzati a Udine. Questo lo stiamo facendo, e lì c'è l'altro cappello che è di promotorismo, anche nell'ambito di un coordinamento con quello che è il Convention and Visitor Bureau, che nasce forte a Trieste, ma come sa bene l'assessore Bini, perché l'abbiamo presentato di recente, l'idea scritta, non in testa, è quella che abbia un ambito regionale. L'ultimo punto è quello delle fiere. Chiudo, anche se è il più importante, chiudo con questo proprio perché voglio che rimanga l'ultimo pezzo. Quindi 3 pezzi: fiere dirette o indirette. Dirette quelle che organizziamo noi, indirette quelle che organizzo i partner. Chiaro che saranno fiere progressivamente diverse. Dobbiamo essere bravi a capire questo mix tra fisico e digitale. Ormai lo sappiamo che è un mix. Vince chi sa dosare, che mette la dose giusta, ma la dose giusta fra fisico e digitale cambierà a seconda dell'evento, cambierà a seconda di qual è l'evoluzione che avremo. Quindi sapere che quest'anno metterò un 10%, un 5% delle iniziative, l'anno prossimo di più, sarà questo che sarà la bravura, non il fatto di mescolare che ormai lo sappiamo. Quindi Casa Moderna ci sarà, abbiamo fatto una spinta molto anche digitale l'anno scorso, ricordo che sono stati organizzati 5 padiglioni su 6, comunque rispetto all'anno precedente, avrà una componente digitale, perché faremo tesoro, ecco perché c'è un apprendimento, di quello che è successo l'anno scorso e cosa è andato bene, ma faremo anche tesoro del successo che abbiamo avuto con l'Art Bonus, scusate l'Art Bonus, questo è un altro progetto, con il bonus 110, che abbiamo fatto ad aprile, che è stato un clamoroso successo, dove gli operatori hanno veramente navigato attraverso le stanze virtuali che erano state organizzate in una maniera molto più semplice di quanto avessimo fatto l'anno prima con Casa Moderna. Abbiamo imparato, stiamo cercando di attingere su questo. Secondo me le fiere, al di là poi delle alleanze di tutto, potremo, l'ho sempre detto anche all'amico Renato, lo dico anche agli amici di Aries, fare una piattaforma, una logica comune sul digitale, perché siamo pochi, le competenze sono alte, quelle da cercare per fare la trasformazione. Sul digitale veramente potremo comprare le piattaforme, le professionalità insieme. Faremo Idea Natale, 50.000 2 anni fa, vedremo cosa ci consentiranno di fare a Natale. Però chiudo dicendo che stiamo pensando proprio di andare nella direzione che si diceva nella penultima chart di Manfredi. Nel libro di Manfredi, che ho avuto la fortuna di andare a prendere, io l'ho conosciuto perché ha scritto secondo me l'articolo più bello e più chiaro sul caso del Salone del Mobile, ha scritto prima della conclusione, ecco, voglio essere chiaro. Lui dice nel suo libro, dice una cosa interessante, che la formazione, le città si concentrano, quindi tendono a diventare sempre più grandi perché diventano potenti, ci sono delle economie di conoscenza. Però, man mano che ti allontani dal grande agglomerato, l'economia della conoscenza scende e dopo 200 chilometri non si capisce più tanto se c'è. Quindi ho fatto un conto banale, prendo Milano come luogo della forte conoscenza e dell'innovazione. Ricordo che noi ci siamo collegati con Milano l'anno scorso, durante la Casa Moderna, proprio col mondo del design. Da Milano, 200 chilometri, insomma, arrivo tra Prado e Venezia, insomma, e qui in fondo. Ecco che allora, sicuramente sappiamo, qui il tesoro, ma è quello che ci portiamo via, che sappiamo che anche le fiere di medie dimensioni, come diceva Piacere, hanno una chance, però devono diventare un polo di conoscenza. Milano è troppo lontana. Noi qui, in quest'area qui, possiamo sviluppare. Quindi le fiere, mi piace diventare che sono espositori, ho scritto da espositori di prodotti, tu hai detto espositori di competenze, abbiamo scritto espositori di conoscenza. Per cui quello che ci piacerebbe fare, ad esempio, è ripensare Agriest, non discutendo per l'ennesima volta Rive, Agriest, eccetera, ma fare di Agriest, ad esempio, una fiera di tutto ciò che riguarda la conoscenza e lo sviluppo del farming verticale,
del farming, dell'agricoltura di precisione, di tutte queste tematiche che ormai impatteranno il nostro sistema di vivere, di produrre cibo e di produrre ricchezza. Ma il 30% della nostra superficie del Friuli Venezia Giulia è composto da bosco, l'unica fiera del bosco è un po' a Longarone, c'è spazio, possiamo ragionarci. Ecco, queste sono un po' le idee che quindi mescolano innovazione e digitalizzazione proprio per la nostra fiera. Credo che poi Renato e gli altri interventi completeranno. Grazie. Grazie Orso Comiro. E allora io direi che possiamo sentire Pugliatti a questo punto, no? Volevo fare un attimo quel che era l'escursus di questo periodo che ha portato la pandemia. Dal 2017 in poi, abbiamo assistito a una moderata ripresa. Certo, la ripresa non è stata lineare, è stata una ripresa per quelle società che hanno saputo interpretarla nel modo giusto. Chi si è fermato su quelli che erano i business del passato, indubbiamente c'è stato uno stop, quindi certe società vanno meglio, certe vanno peggio, e quindi non c'è stato un recupero in modo omogeneo. La parte che ci ha dato ragione per quanto riguarda la società che dirigo in questo momento è quella di puntare sull'internazionalizzazione e sulle fiere B2B. Quindi Pordenone Fiere ha per un momento pensato al futuro non di un anno o di 2 anni, ma nel piano industriale si è pensato al futuro come società che serve al territorio. Su questa mia affermazione fiera del territorio ritornerò dopo rispondendo al dottor Manfredi, perché ho assistito sia all'intervento dell'ingegner Piccinetti che quello del dottor Manfredi. Quindi sostanzialmente anche per il mercato internazionale, la globalizzazione, Amazon hanno portato a una conoscenza e un modo facile di acquistare, quindi le fiere B2C diciamo che hanno avuto minori risultati rispetto ai risultati delle fiere B2B. Per noi il 2020, visto che lei parlava di come andiamo, pur essendo un anno disgraziato come per tutti, presenteremo un bilancio positivo ed è per noi una grandissima soddisfazione, perché essendo nati nel 47, questo, se ci fosse stata un anno normale, sarebbe stato per noi un anno da record, invece purtroppo non lo è stato, ma comunque non abbiamo perso, perché abbiamo continuato ad investire su aspetti che ne ha parlato anche prima il dottor Gomiero, quindi poi lo vedremo. Quindi per noi abbiamo un faro, abbiamo gli eventi certificati internazionali della nostra regione alla legge regionale 7 del 2003 e c'è un DPR 104 del 2015 che lo regolano. Quindi secondo questo noi in regione Pordenone Fiere siamo gli unici che abbiamo siamo gli unici ad avere fiere internazionali, tranne Trieste Espresso, che è biennale ma non è certificato, che è fatto da Aries, che è l'azienda in-house della Camera di Commercio di Trieste e Gorizia. Quindi tutti gli eventi B2B internazionali sono organizzati presso la fiera di Pordenone. Questo ci ha dato dei risultati notevoli, per noi siamo contenti di questo e la direzione che abbiamo quindi preso ci ha premiato. Noi continuiamo ad essere trasparenti, quindi noi certifichiamo tutte le nostre fiere, perché c'è un ente certificatore che è di proprietà di AEFI, l'associazione che riunisce tutte le fiere in Italia, e il certificato ISF appunto di AEFI è quello che certifica i corretti dati delle fiere internazionali, nazionali e locali. Noi cosa abbiamo pensato come Pordenone Fiere per uscire da questa pandemia? Continuiamo il nostro piano di sviluppo con collaborazioni e inserimenti di nuovi soci, a nuovi accordi commerciali a medio e lungo termine con soggetti fieristici italiani di primaria importanza. Quindi cosa significa? Significa che noi, piccola media fiera come tante altre, abbiamo la possibilità di resistere, di lavorare assieme a delle altre corazzate, le ha citate l'ingegner Piccinetti prima, e la cosa che premia è il fatto che anche queste corazzate vogliano lavorare con delle fiere medio-piccole come quelle siamo noi del Friuli Venezia Giulia.
Abbiamo un altro punto importantissimo, quello di lanciare nuove fiere B2B. Abbiamo in programma anche quest'anno il lancio della fiera del navale in collaborazione con Aries e quindi con la società di Trieste, proprio perché già Aries faceva una cosa che riguardava la nautica, e mentre noi pensiamo al B2B, quindi creare, perché solo nella provincia di Pordenone 250 aziende lavorano per il navale, ecco che a Trieste invece si può realizzare tutto quello che riguarda magari il design, la parte del quello che non è nave ma è nautica. Intanto andiamo avanti, Presidente D'Apozzo, cerchiamo di trovare una direzione, dai. Sì, ma innanzitutto saluto te, gli amici che sono convenuti, intervenuti, e un grazie all'assessore Bini che questo tema lo sta seguendo con attenzione. Ma quando si parla di fiere, molte volte, soprattutto all'interno, e speriamo nel post-Covid, speriamo che oggi sia già un post-Covid, vedo tanta nostalgia del passato. Tutto quello che era il passato era bello. Mi piace l'entusiasmo del vicepresidente Mancinetti, che dice che ci saranno grandi spazi per le piccole fiere e quant'altro. Ma veramente prima ancora del Covid le fiere erano in grande difficoltà, ma non perché lo diciamo noi, ma chiediamolo agli imprenditori. Gli imprenditori andavano alla fiera più importante a livello internazionale, l'auto a Ginevra, la moda a Milano, a Parigi, il mobile a Milano, ma per il resto l'imprenditore, dovendo fare dei conti, sapendo anche che queste fiere sono costose, faceva delle scelte e andava e mirava a quello che era di maggior suo interesse, e questo chiaramente andava a discapito del sistema fieristico minore. Manfredi ha fatto un intervento che mi è molto piaciuto, perché nell'esperienza che sto vivendo come presidente di Promos Milano, quindi la società di internazionalizzazione italiana del sistema camerale, condivido quello che lei ha individuato, che il digitale è stata un'opportunità, gli interscambi commerciali anche internazionali hanno avuto sviluppo grazie alle piattaforme digitali, ma il buonsenso ci dice che non sappiamo quale sarà l'evoluzione. Indubbiamente qualcosa rimarrà, molto ritornerà sul relazionale. E lei ha detto due cose che sono importanti, perché al di là delle chiacchiere che si dicono, bisogna parlare con gli imprenditori. E lei ha detto una cosa: durante la pandemia gli imprenditori hanno risparmiato per le fiere, hanno risparmiato per i viaggi, hanno risparmiato. È chiaro che questo risparmio penalizza altri settori, compagnie aeree, alberghi e quant'altro, ma gli imprenditori hanno risparmiato. E ha detto poi che le imprese dicono loro quello che vogliono scegliere, non certo lo dicono i soci delle fiere, e qui io mi onoro di rappresentare, quindi in ogni caso mi va bene, perché avendo sia la Fiera Giulia e Pordenone come socio, come Camera, alla fine un risultato di soddisfazione c'è, ma al di là di questa banalità, ma al di là di tutto quello che risentono, sono le imprese che determinano quelle che sono le loro finalità per promuovere i loro prodotti. Sembra una ovvietà, però forse molti questo non lo hanno inteso. Voglio ricordare, qui c'è l'amico Franza, non so se eri tu o se era, che noi avevamo una fiera internazionale, la Fiera della Sedia, quando c'era Nogortani, il distretto della Sedia. Questa è stata chiusa nel 2008, eri tu vicino
vicino come presidente della fiera, ma non perché la fiera non volesse più fare il Salone Internazionale della Sedia, perché gli imprenditori non ci credevano più, non partecipavano, perché avevano scelto altre forme per promuovere, giusto o sbagliato, i loro prodotti, in questo caso la sedia, sui mercati internazionali. Quindi la fiera internazionale, che era l'unica fiera che noi avevamo, ha cessato. È stata utile per molti anni, poi chiaramente delle scelte di tipo imprenditoriali come quelle che matureranno post-Covid e di cui non abbiamo ancora la percezione, cambieranno completamente lo scenario del sistema fieristico, sia quello, diciamo, della Premier League, ma soprattutto di quello sottostante. E quindi torniamo a casa nostra. A casa nostra abbiamo due enti fieristici strutturati con padiglioni, quindi con costi fissi estremamente impegnativi e quindi onerosi, perché poi al di là delle grandi parole bisogna guardare anche i bilanci alla fine, perché si può dire che tutto è bello, però i bilanci poi alla fine dell'anno hanno un più, un meno, e se si guardano la storiografia dei bilanci delle nostre due principali fiere, perché i padiglioni nella fiera di Trieste sono stati chiusi mi sembra nel 2010, vediamo che ci sono degli andamenti discostanti, con degli andamenti positivi e degli andamenti negativi. E poi abbiamo la realtà di Trieste che una volta chiusa la fiera, l'ente fieristico, ha fatto una scelta a mio avviso estremamente intelligente, dove i colleghi della Camera di Commercio attraverso l'Aries organizzano degli eventi fieristici molto importanti, ma senza avere chiaramente l'appesantimento di costi fissi, padiglioni, ammortamenti, personale e quant'altro. Quindi due modelli un po' tradizionali sono quello di Udine e di Pordenone, dove rifaccio i complimenti all'amico Pugliatti. Pordenone ha dimostrato di aver fatto bene il proprio lavoro, sia in termini di fatturato, sia in termini, ma questo non è una gara, non siamo Udine meglio, Pordenone, Trieste, Gorizia, mi fa ridere se uno scende a questi livelli qua, cadiamo in un provincialismo che è veramente deprimente. Quindi l'amico Pugliatti attraverso un percorso ha realizzato delle cose importanti, chapeau, sono sempre stato il primo a riconoscere la qualità delle scelte strategiche legate a chiaramente un certo tipo di attività. Udine ha mantenuto un suo percorso legato un po' alla storia, al passato, ma ha caratteristiche completamente diverse e quindi in una visione che guarda al futuro e non al passato, pensare che il termine riconversione possa anche prevedere, diciamo, un percorso che sia aggiuntivo, alternativo, complementare a quello che è stata una bella storia, ma tante storie finiscono anche interpersonali, io penso che forse sia doveroso da parte di chi ha la responsabilità di guardare avanti con visione. La Fiera di Udine ha dei plus eccezionali sotto il profilo urbanistico, sotto il profilo logistico, sotto il profilo a ridosso dell'autostrada, a ridosso della città, a ridosso dell'università e quant'altro, e quindi pensare, pur mantenendo quei 2 o 3 appuntamenti che servono finché le aziende del territorio ritengono che questa possa essere utile, ma pensare che un'area così favorevole debba rimanere come è nata nella sua storia, mi sembra di una miopia, e non parlo in termini di strategia politica, ma parlo di strategia economica, di una miopia che a mio avviso non trova riscontri. Vediamo un po' quello che è successo in giro. Manfredi ne è sicuramente a conoscenza di fiere anche più blasonate che avevano degli eventi importantissimi. Mi ricordo, perché da ragazzi tutti eravamo appassionati al Motor Show, quello di Bologna, non esiste più, erano gli appuntamenti più importanti.
Eppure questo non vuol dire che l'economia del territorio non si riconosca in quello che in questo caso, non so di chi sia l'ente fieristico, se la regione, la Camera di Commercio, l'amministrazione, non mi interessa. Ma io penso che una regione così piccola debba cominciare a ragionare anche in termini di sinergie, dove se uno fa le cose meglio di un altro, benissimo, le farà in forma più aggregata e più ampia, e dove qualcun altro magari svilupperà delle idee nuove, perché forse quello che manca in questa regione sono idee un po' innovative e sganciarsi un po' da una storia bella, però che riguarda sempre il passato. Quindi come Camera di Commercio noi siamo consapevoli di questa responsabilità, siamo consapevoli di avere dei partner che indubbiamente, parlo dei due comuni, sicuramente anche loro ragioneranno in termini così un po' di vision, e sono sicuro, e qui lancio all'amico Pugliati, cui lo ringrazio per gli auguri dell'onomastico, ecco, un forte messaggio che, riconoscendogli questo ruolo che si sono guadagnati sul campo, ma è un ruolo che forse va messo a fattor comune con altre parti del territorio. Poi in questo momento Udine e Pordenone per varie cose sono unite, anche il nuovo logo assessore che abbiamo già provato in giunta sarà un logo che unisce, e quindi io sono sicuro che anche queste bellissime storie che riguardano varie parti del nostro territorio potranno essere decisamente riviste in un'ottica che conclude, come diceva Manfredi, l'esperienza del Covid in parte ci ha segnato, ma di cui nessuno ha la percezione di quello che rimarrà e di cosa cambierà. Allora, Assessore, qui il Presidente della Camera di Commercio di Pordenone e Udine ha detto che bisogna averci una visione, e mi sa che quelli che devono avere un po' di visione, oltre agli imprenditori, sono i nostri amministratori. Lei poi è anche nella doppia veste di imprenditore e amministratore, quindi sono sicuro che saprà offrirci una visione. E se posso permettermi, Assessore, visione vuol dire avere anche il coraggio di fare alcune scelte, obbligare alcuni processi aggregativi, come dire, capire se le logiche dei finanziamenti che tappano i buchi qua e là sono ancora un modo per far economia in questa regione, oppure se anche questi, come diceva il Presidente da Pozzo, appartengono un po' al passato e un po' meno al futuro. Prego. Beh, grazie Direttore. Innanzitutto un ringraziamento al Presidente da Pozzo per l'invito, un saluto all'amministratore delegato Gomiero, all'amministratore delegato Pugliatti, all'assessore Franz e al consigliere Santoro. Beh, c'era un ex ministro, direttore, che diceva solo i paracarri non cambiano idea, e inizierei da lì. Innanzitutto mi complimento davvero con il dottor Manfredi per l'intervento che ha fatto. È vero che lei ha fatto molte domande, ma ha dato assolutamente molte risposte che debbono essere colte però da orecchi raffinati, chiari ma raffinati. È stato il suo intervento. Il mercato comanda, tutto il resto è noia, qualcuno diceva, tutto il resto sono chiacchiere. È vero, io sono di quelli, ci mancherebbe altro, non fosse altro perché nella nostra regione quasi il 90% delle imprese sono micro, piccole, medie imprese, quindi anch'io sono uno strenuo difensore del piccolo, però bisogna essere molto chiari, i bilanci devono stare in piedi. Mi fa molto piacere sentire che Pordenone, anch'io devo dire mi complimento con il lavoro che è stato fatto in questi anni,
dall'amico Pugliatti è autonomo e lo sarà anche in futuro. Questo a noi come Regione Friuli Venezia Giulia fa molto piacere, significa che i patrimoni, i bilanci, la marginalità sono tali da garantire, come dire, sostenibilità delle imprese e garanzia occupazionale importante. Però, allora, chiediamoci una cosa, perché i grossi players del comparto si mettono assieme? Perché i grossi players del comparto sono molto preoccupati del futuro del settore? Dobbiamo chiedercelo. Noi abbiamo indubbiamente delle eccellenze, mi fa molto piacere che l'amico Rudy sia collegato. Gorizia rappresenta anch'essa, anche se fanno eventi itineranti, un'eccellenza, una ricchezza per il nostro territorio, al pari di Trieste. Ma guardate, il Covid non ha fatto null'altro che accelerare un processo di trasformazione già in atto. Non è che è cambiato il mondo col Covid, era già, soprattutto per il comparto fieristico, era già in fortissima evoluzione. Vedete, a me piace parlare dopo aver analizzato i dati. Tanti parlano solo per fare degli spottoni, a volte mi sembra di dire pubblicitari, pro o contro qualcosa o qualcuno. Ma andate ad analizzare i bilanci dei grossi players del comparto. Fanno paura. Chiedetevi perché la Fiera del Mobile quest'anno è stata fatta in maniera ridotta. Chiedetevi perché è stata posticipata al 22. Perché non è sostenibile da un punto di vista economico. Perché, come ha detto lei, si è capito, e soprattutto in questo periodo, che si può vendere a un mercato globale, forse meglio, forse con maggior marginalità, in un modo diverso. In un modo, mi permetto di dire, assolutamente più semplice. Allora, capite quanto banale è una visione provinciale dove si sta a vedere se Udine è più bravo di Pordenone, Trieste, piuttosto che Gorizia. Io dico, guardiamo il mondo come gira, cominciamo a ragionare non con la testa magari di importantissimi presidenti o illustri amici, ma proviamo a ragionare con la testa di un 18enne, di un 17enne. Questa è una visione del mondo completamente diversa. E il mercato sta cominciando ad avere questa visione. Quindi, o noi, voi sapete, direttore, lei sa che io sono sempre abbastanza diretto, non è che sono un politico un po' anomalo, o meglio, non sono un politico. Quindi le cose le dico dritte. O noi capiamo che è arrivato il momento di cambiare, o altrimenti ce la racconteremo fra un po' di anni. Le opportunità ci sono. Noi abbiamo, come territorio, abbiamo una fiera di Udine che ha un hub importantissimo per collocazione, per mettere i quadri a disposizione, ma deve, come dire, ridefinire la propria mission. Non penso, scusami Presidente se mi permetto di entrare, come dire, in casa altrui, però non penso che un'azienda possa stare in piedi con delle fiere, col mantenimento di fiere di un certo tipo che non portano più profitto, perché alla fine della fiera è questa qua, la fine della fiera è proprio questa qua. Cioè io faccio un evento, con questo evento ci guadagno oppure no? Invece quegli spazi, a mio avviso, se utilizzati in un modo diverso, possono portare profitto, non solo economico, ma potrebbero portare profitto a un intero territorio anche da un punto di vista formativo. Così, la butto lì, così. Io
noi, come è vero, noi come il sottoscritto in particolare è sempre stato molto attento, soprattutto durante la fase pandemica, ma ancora prima, al mondo fieristico. Il rapporto con Confcommercio, con i soci delle fiere è sempre stato ottimo. E devo dire che sia durante la fase della pandemia siamo intervenuti concretamente, con dei soldi, anche cercando di forzare, perché ribadisco, viva Dio, chi comanda è sempre l'azionista, mai, no? Cercando di indirizzare quelle che possono essere, direttore, le visioni del futuro. E io ve lo torno a dire anche oggi, 1.200.000 abitanti, una regione molto piccola, ma secondo voi possono stare in piedi 2, 3 fiere? Non possono stare in piedi, non possono stare in piedi. Possono stare in piedi le differenze territoriali, e quelle vanno valorizzate, però chi comanda è sempre, mi permetto di dire, il conto economico e lo stato patrimoniale di un'azienda. Alla fine è quello. Allora io dico, noi abbiamo un player importante, sano, che è Pordenone, che a mio avviso dovrebbe farsi carico di gestire una fase di crescita, una fase di evoluzione del sistema fieristico del Friuli Venezia Giulia. In questo caso le istituzioni, come sono già state, saranno ancora al fianco del sistema fieristico. Però è anche vero quello che diceva lei, direttore, che è finito il tempo dell'intervento fine a se stesso. Cioè la Regione interverrà, e questo ve lo sottoscrivo ora, solo se, o meglio continuerà a intervenire, solo se verranno un po' seguite quelle che erano le linee guida che tra l'altro i soci avevano evidenziato, non noi, al fine di garantire al nostro sistema Friuli Venezia Giulia, fieristico del sistema Friuli Venezia Giulia, un futuro di un certo tipo. Altrimenti, direttore, e concludo perché non voglio farla lunga, penso che il tempo dell'intervento fine a se stesso, senza una programmazione e una visione verso il futuro, sia finito. Grazie. Grazie. Gesteco, sostenibilità in circolazione, un impegno del gruppo Luci.